Prospettive ed opportunità per uno sviluppo strategico del territorio del Sorano sono state al centro di un incontro svoltosi presso l'Auditorium Cesare Baronio di Sora, dove Ance Frosinone ha voluto presentare uno studio che evidenzia la situazione economica, demografica e sociale dell'area territoriale di Sora e dei 25 comuni limitrofi. Al tavolo dei relatori il presidente di Ance Frosinone Angelo Massaro, il direttore del CRESME Lorenzo Bellicini ed il coordinatore del rapporto di studio Alberto La Rocca. Ance ha voluto investire in questo progetto per fornire uno stimolo per intraprendere un percorso comune di programmazione, dando supporto alle istituzioni ed agli operatori economici del territorio in questo particolare periodo di emergenza. Noi invochiamo un tavolo permanente di confronto perché non possiamo assistere alla perdita di contributi, di finanziamenti da parte dell'Unione Europea che tornano agli altri stati limitrofi e poi ci piangiamo addosso perché magari non possiamo nemmeno mangiare. Non è possibile che ci sono famiglie che non riescono a mangiare. Questo non è possibile. Dobbiamo creare lavoro, dobbiamo creare ricchezza, dobbiamo creare PIL e si può creare solo insieme con un tavolo di confronto per cercare di trovare le soluzioni migliori per poter fare lo sviluppo economico, perché oggi i tempi sono cambiati, non si può più andare avanti come si andava una volta, 20 anni fa, 30 anni fa, 40 anni fa, e quindi bisogna cambiare strategia. La strategia non si cambia da soli, i solisti non andiamo da nessuna parte, quindi bisogna mettersi insieme. Io mi aspetto che i sindaci limitrofi, che oggi purtroppo ce n'erano solo 2, e sono rimasto deluso di questo, quindi significa che la cosa non interessi. Allora 2 sono le cose: o non ti interessa perché non ci capisci, oppure sei ricco, c'è un paese ricco, questo non lo è, e per cui ho qualche dubbio a livello di governance, no, che ci sono governatori che sono incapaci e incompetenti, mi dispiace, lo devo dire. Il dossier è uno strumento concreto che pone le basi per lo sviluppo sinergico del territorio sorano, evidenziando i punti di forza e le opportunità che insieme si possono mettere in campo. Mettere in campo idee e progetti di fattibilità da vedere, da ragionare sul futuro della nostra città e del nostro territorio. E oggi è stato dimostrato che le cose bisogna farle. Noi l'abbiamo fatto, non l'abbiamo solo detto. Abbiamo avuto l'appoggio di Ance nella sua ufficialità istituzionale, che ha coperto le spese, ha coperto tutto l'investimento, e abbiamo dimostrato che è venuta fuori una bella cosa. Ci sono tante opportunità, ci sono tante criticità, ma abbiamo visto che ci si può lavorare cercando di demolire quell'indice che non è riportato sui grafici, che è quello della rassegnazione, facendo in modo che questa si modifichi verso una speranza costruttiva e efficace. Il dossier di ricerca realizzato da Ance Frosinone in collaborazione con il CRESME fornisce un quadro molto interessante sulla situazione economica, demografica e sociale dell'area territoriale del Sorano ed offre una prospettiva sulle vocazioni e sulle opportunità di rilancio per uno sviluppo strategico del territorio che non può prescindere da un lavoro sinergico del territorio stesso. Abbiamo lavorato sia sui punti di forza che sulle debolezze, sulle minacce che questo territorio ha, con una serie di dati che evidenziano l'attuale criticità. Diciamo che quello più importante è la perdita di popolazione, no? Che è un segnale certo e soprattutto che si andrà ad aggravare nei prossimi 10-20 anni. Però siccome questo territorio ha grandi opportunità, quello che abbiamo cercato di disegnare è uno scenario di rilancio, e questo scenario di rilancio secondo noi si appoggia sui temi della sostenibilità, sui temi della qualità dell'ambiente, la qualità dell'aria, la qualità dell'acqua, il rilancio di alcuni prodotti agricoli di un certo tipo, il rilancio di un tipo di turismo sostenibile che riguarda alle condizioni. Questo è un territorio pieno di parchi, allora la sfida è appunto questa. Abbiamo disegnato, misurato e lanciato un'ipotesi che mi sembra possa essere oggetto di discussione approfondita.